Benvenuti, oggi è domenica 11 agosto 2024. Il sole sorge alle 6:12 e tramonta alle 19:58. La luna sorge alle 12:40 e cala alle 23:10. Oggi si celebra Santa Chiara d'Assisi. Il nome Chiara ha origine latina e significa luminosa. In Giappone l'11 agosto è la giornata della montagna, festa nazionale istituita nel 2016. Il suo scopo è quello di celebrare le splendide montagne del paese ed incoraggiare le attività all'aria aperta, promuovendo un più profondo apprezzamento per la natura. Oltre il 70% del territorio giapponese è montuoso e il Monte Fuji è la vetta più alta con i suoi 3.775 metri. È una delle montagne più famose del mondo. Per tradizione le montagne hanno sempre avuto un profondo significato spirituale e sono considerate luoghi sacri e di culto. Tutto ciò è dovuto allo stretto legame che la natura ha con il culto Shinto. Sono 57 le candeline per il pluriscudettato allenatore Massimiliano Allegri. Dopo la gavetta in Serie C e un ottimo campionato con il Sassuolo, che porta per la prima volta nella storia in Serie B, ottiene il primo contratto in A nel Cagliari. Poi passa al Milan, con cui vince lo scudetto. Dal 2014 al 2019 allena la Juventus, con una serie di trionfi che lo consacrano come uno dei migliori mister in circolazione. 5 scudetti, 4 Coppe Italia consecutive e 2 Supercoppe italiane. Nel 2021 i bianconeri lo richiamano in panchina. Festeggia 71 anni Hulk Hogan, il più grande wrestler di tutti i tempi. Fisico possente, chioma e baffi da vichingo, è stato l'assoluto protagonista dei ring televisivi mondiali negli anni 80 e 90. Dopo il debutto alla fine degli anni 70, nel decennio successivo scala le classifiche della World Wrestling Federation, costruendo la leggenda di The Incredible. Infine, oggi compie 38 anni l'attrice catanese Tea Falco. Ha iniziato la carriera come fotografa vincendo diversi premi. Risale al 2004 l'esordio in teatro, nel 2007 il debutto al cinema. Nel 2013 è stata candidata ai David di Donatello come migliore attrice protagonista per l'interpretazione nel film di Bernardo Bertolucci Io e te, tratto dal romanzo di Niccolò Ammaniti. Recentemente l'abbiamo vista nella serie televisiva Mare Fuori 4 nei panni della madre di uno dei protagonisti. È l'11 agosto del 1999. In Italia c'è l'ultima eclissi solare quasi totale del millennio. La successiva, visibile a sud-ovest di Lampedusa, è prevista per il 2 agosto 2027. In tutto il bel paese sarà invece visibile il 3 settembre 2081. Conoscete le leggende sul Triangolo delle Bermuda? Il Triangolo delle Bermuda è una zona dell'Oceano Atlantico che ha come estremi l'arcipelago delle Bermude, l'isola di Porto Rico e il Florida, ed è avvolta da un alone di mistero a causa delle notizie sulle sparizioni inusuali. La più celebre risale al 1945 e riguarda un'intera pattuglia americana di aerei scuola. In realtà varie ricerche scientifiche hanno messo in evidenza che il numero di navi o aerei dispersi è paragonabile a quello di altre zone. Semplicemente l'alto tasso di traffico aereo e navale e le condizioni meteo non favorevoli hanno fatto sì che i numeri fossero maggiori. Buona domenica con una luna in Scorpione che chiede passione in questa domenica d'agosto. Che caldo fa! Ariete, la vostra giornata oggi inizia con una stimolazione di Marte notevole e proprio perché oggi siete assolutamente liberi di esprimere passione e affetto vi ritroverete anche a volte ad esagerare, ma si sa, l'estate è fatta per divertirsi. Toro, la giornata di oggi prevede
una luna d'opposizione, quindi state bene attenti oggi a non esagerare, perché il partner potrebbe dirvi qualcosa che voi non consideravate, proprio perché la luna e Plutone sono in quadratura, quindi può venire fuori qualcosa che non sapevate. Gemelli, la giornata di oggi prevede un maggiore relax, il Sole fa di tutto per tenere a bada Marte e Giove, la quadratura con Saturno vi fa sentire un po' stanchi, ma il Sole penserà a rischiararvi la giornata e a rendervi comunque positivi. Avete voglia comunque di ballare, di non stare fermi e di non fare sempre le solite cose. Bene, siete il segno dell'argento vivo addosso, andate pure. Cancro, la vostra luna oggi torna amica con uno stupendo trigono dal profondo Scorpione che vi fa ricordare l'importanza dei sentimenti e della passione a cui oggi riserverete un momento molto importante, proprio perché con il partner c'è di nuovo bisogno di intimità, di discutere le cose in una maniera un pochino più privata. Leone, giornata oggi quanto mai interessante, la luna inizia una quadratura ed è proprio la stanchezza delle vacanze che vi fa sentire, magari per chi ha famiglia o magari per chi parte in compagnia, oggi da Leone si dovrà trovare a decidere, a capitanare un po' di tutto. Vergine, giornata interessantissima perché la luna è vostra amica e favorevole, oggi è in terza casa, misteriosa, affascinante e seduttiva, ma la quadratura con Plutone potrebbe riservare qualche sorpresa inaspettata. Bilancia, luna di seconda casa, una luna che ha a che fare con spese, economia e famiglia. Una serie di prospettive da mettere da conto proprio perché dovrete economizzare fino a settembre, dove comunque poi il vostro esploit economico è assicurato secondo le stelle, quindi adesso per agosto limitatevi semplicemente a pazientare e a progettare. Scorpione, protagonisti della giornata con una luna che non solo è nei vostri gradi ma addirittura provoca pesantemente il vostro pianeta guida, ovvero Plutone. Oggi qualcosa di viscerale verrà fuori in voi, sarete incredibilmente seduttivi e fascinosi, oggi ci può essere un incontro fatale. Sagittario, una luna un po' emotiva, un po' timida, una luna che vi richiama comunque alla serenità della casa e degli amici di sempre. Probabilmente oggi non favorirete tanto le uscite quanto lo stare a casa vostra o a casa di amici fidati. Oggi avete proprio bisogno di un abbraccio. Capricorno, luna amica per voi, una luna di ispirazione, una luna peraltro che vi aiuta anche a regolare il tempo è lo spazio perduto per quello che riguarda hobby, interesse ed attività. La quadratura della luna con Plutone vi raccomanda di non esagerare come al solito anche nei divertimenti o nei passatempi. Acquario, giornata interessante, oggi la luna è di quadratura. Un po' di malumore, soprattutto perché quadrando a Plutone vi mette nella prospettiva di pensare che alcune cose le dovrete necessariamente rimandare a settembre, poiché non può essere fatto tutto in un fiat come sempre è nei vostri desideri che avvenga. Cercate di essere un po' più morbidi col tempo, del resto l'avete cavalcato benissimo fino ad adesso. Pesci, giornata con una luna amica che finalmente riequilibra l'umore ed è arrivato il momento anche per voi di rilassarvi, soprattutto preferendo mete acquatiche, quindi mare. Un luogo che ha ispirato numerosi registi e scrittori è Alcatraz. Era l'11 agosto del 1934 quando i cancelli di questo penitenziario federale, considerato il più inaccessibile al mondo, furono aperti. Alcatraz era stato progettato per ospitare i detenuti più pericolosi e tra i 1576 individui rinchiusi nelle sue celle fino alla chiusura nel 1963 vi erano alcuni dei peggiori criminali d'America, incluso il famigerato Al Capone. Situata a circa 2 chilometri dalla costa di San Francisco, l'isola di Alcatraz sembrava essere un luogo in cui ogni possibilità di fuga era esclusa. Avete appena ricevuto una promozione o una bella novità, ma qualcuno cerca subito di smontarvi dandovi brutte notizie? Gli inglesi risponderebbero con un'espressione molto chiara: "Don't rain on my parade".
Non piovere, cioè non rovinare la mia festa. Questa frase deriva dalla celebre canzone Don't Rain on My Parade del musical Funny Girl del 1964, interpretata da Barbara Streisand. Il consiglio che vi do è semplice: non permettiamo agli altri di rovinarci l'umore o di abbattere la nostra felicità. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Oggi voglio parlarvi di Zeno, il protagonista del famoso romanzo di Italo Svevo. Quest'uomo è pieno di tormenti, ogni sconfitta, ogni delusione gli causano un malessere fisico, ma Zeno ha un'ossessione: smettere di fumare. Ogni sigaretta, dice lui, sarà l'ultima. Zeno alla fine capisce che la sua malattia fa parte di lui e decide di conviverci. Del resto, conclude dicendo, anche la vita somiglia alla malattia, a differenza delle altre malattie, la vita è sempre mortale. Ci salutiamo con la frase del giorno: non litigare mai con una persona brutta, non ha niente da perdere. Siate delle belle persone perché il mondo ne ha bisogno e mi raccomando, non mancate domani per una nuova puntata dell'Almanacco, per mantenervi sempre aggiornati sulle informazioni e curiosità. Io vi aspetto domani. Buona giornata.